Alessandro Petullà qui, siamo dalla Zenith Room del Lab, cominciamo la diretta streaming sulla pagina insomma Corto Corto, poi sai che registriamo ma anche in radio, andrà su Radio Flash, quindi occhio che adesso praticamente... Grande orgoglio, grande orgoglio. Quindi diciamo tu hai cominciato diciamo in live di questa tua nuova avventura in questo formato multiplo. Questo formato multiplo, sì. Sono molto contento infatti perché addirittura sentivo prima che ci guarderanno forse in Vietnam. Beh, quello dipende, se Mano Manita effettivamente c'è un amico in Vietnam, Okay, potenzialmente magari gliel'ha detto prima, si è svegliato un po' di fuso orario. Ci guarderanno in Vietnam, invece chi vorresti che ti guarda da quale luogo, visto che abbiamo citato il Vietnam, tu hai diciamo aderenze magari in Islanda? Ma a me basta la mamma. Ti basta la mamma? Sì. Solo che lei non sa usare il computer, quindi potrebbe essere un po' complesso in questo caso. Potrebbe essere un po' complesso, però lì non bisogna usare il computer, basta usare il telefonino, Sì, basta vabbè, che c'è. un Nokia 3310 forse, Vabbè, non parliamo delle disgrazie della mia famiglia perché No. sennò è un disastro. No, ma quelle chiamano disgrazie, quelle potrebbero essere quasi delle cose bene, perché poi quando si mettono con i cellulari, diciamo, Hai ragione, le persone più adulte, tipo me, può essere una cosa un po' delicata. Comunque, credo che non sia questo l'ambito nel quale, diciamo, si muove il prossimo brano che ci presentate, diciamo. Ma in realtà no? forse sì, è un po'... parla di smartphone. Non parla di smartphone, ma parla un po' del recuperare il piacere di prendersi al cuore, di parlarsi guardandosi negli occhi, di non essere solo persi negli obiettivi da A a B senza riuscire ad interfacciarsi con gli altri. Il pezzo si chiamava fino a ieri Brera. Brera. Solo che c'è questo problema di titolo, non siamo sicuri e quindi... C'è anche una macchina che si chiama Brera. Esatto, non vogliamo oltre a tutta una serie essere... però effettivamente potreste finire nei motori di ricerca. Non lo di so, tutta una però serie. siamo passati dalla macchina a chiamarlo 72 sbarrato. Così va bene, cambiamo mezzo di trasporto. Allora facciamo Brera 72. Va bene, mi piace. Potrebbe essere il titolo, poi vediamo. Grazie, potresti fare il produttore. Allora Alessandro Petullà, Brera 72 qui al Salotto. Queste strade hanno troppi nomi, luci nei portoni. Corriamo veloci senza considerare fin dove ci porta il ritmo della città, le sue corsie rituali, i suoi binari, la mucchina per mani. Oh, almeno per me che son cresciuto un po' fuori, che al posto del centro un centro per anziani. Ma io preferisco vederti la notte quando si ride la musica forte, quando le lune somma bene, perché ho premura di perdersi tra Ma queste strade hanno troppi nomi e troppi luoghi per comunicare. Sì, tanto che poi ci sentiamo soli, tanto che poi si marcia per obiettivi. E abbiamo perso le maniere migliori, abbiamo perso le maniere migliori. Oh, almeno per me che voglio ancora trovare almeno un volto a tutti questi nomi. Io preferisco vederti la notte quando si ride la musica forte, quando le lune somma bene, perché ha premura di perdersi. Ed io preferisco vederti la notte quando si ride la musica forte, quando le lune somma bene, perché ha premura di perdersi, molta premura di perdersi. Queste strade hanno troppi nomi, almeno per me, ma io preferisco vederti la notte quando si ride la musica forte, quando le lune somma bene, perché ha premura di perdersi. Ed io preferisco vederti la notte quando si ride la musica
molta premura di perdersi. Grazie. Alessandro Petullà, questa era Brera o Brera 72 o 72. 72. Vedremo che cosa verrà fuori. Senti, visto che potenzialmente ci potrebbero ascoltare, insomma, ovunque, per chi si fosse incuriosito a quello che stai combinando, cosa deve fare per andare a esplorare meglio il tuo mondo? C'è Allora, un sito? può aprire Google e digitare Alessandro E Petullà. anche lì, come nel caso viene fuori tutto quello che Viene fuori tutto, da Facebook a Instagram a YouTube, Spotify. È uscito da poco il nostro primo singolo, dico nostro perché insomma è un po' è una comune questa di... Sì, ho visto che se ne sono aggiunti, diciamo, strada Sì, facendo. esatto, strada facendo. A te capita C'è gente così? che voleva andare via, gente che è rientrata, no? Insomma un casino, però è bello così. Noi facciamo cacciara in poche parole. Più che siete un gruppo, sembra una cosa social, diciamo, ho capito, è importante. No. Così si rinnova Non anche siamo sempre. particolarmente bravi coi social. Non siete particolarmente bravi, vabbè, quindi, però diciamo... Perché a noi piace farci bella pubblicità comunque. No, vabbè, non è un problema, ci stiamo pensando noi chiaramente. Adesso Però guardarmi comunque sui lo dico ai social, presenti, che- mi piace molto. Allora andate su Spotify, cercate Alessandro Petullà, titoli di coda, il primo singolo che è uscito, che sentirete tra un po', e basta. che sentiremo tra un po', perché adesso cosa sentiamo? Adesso non lo so, vi vorrei proporre un lentone. Ah, proprio così. Ah, quindi avete fatto la scaletta prima, ho capito, avete fatto la scaletta Sì, prima. prima. Va bene, allora scopriamo questo brano che è un lentone. È un lentone che parla di accettare l'abbandono. In Accettare. qualche modo. A me piace parlare di malinconia in senso positivo, in qualche modo. Certo, va bene. E allora il brano si chiama Calypso. Calypso. Intanto dietro è partito. Sì, te l'ho detto, si fa solo Totocalcio. cacciara qua dietro. Va bene. Quante cose voglio da te, parole e contrasti, golosi e amareggiati, sicuri e fragili. Siamo un ossimoro di nervi ed ossa, e ninfe rivelano che sono diversa, perché so ancora innamorarmi di te. Ci siamo detti quanto basta, ma gli occhi non fanno mai rumore, ed ho nascosto il mondo intorno a te, che mi hai svelato il resto, e resti in mare ma danziamo ancora un po' nei nostri giardini proibiti. Non ho paura. Quante cose voglio da te, sono eterna, vuoi essere re? Accetto l'istante, che viene l'istante che va, e ninfe rivelano che mi hai già concesso una delle tue vite. Non sfuggi ancora al rimpianto, ma gli occhi non fanno mai rumore, ed ho nascosto il mondo intorno a te,
e resti fuori, ma danziamo ancora un po' nei nostri giardini proibiti. Non ho paura. Quante cose voglio da te, quello che cerchi l'hai nel cuore. Come me, come me, oh, oh, come me, come me. Quello che cerchi l'hai nel cuore come me. Grazie mille.